Saluto e ringrazio l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato, grazie nuovamente per essere in nostra compagnia. Sentivo sirene in giro, allora mi viene da chiederle i controlli, come stanno andando in città a livello nazionale, prima per quanto riguarda furti, rapine ovviamente se ce ne sono, ma soprattutto controlli Covid, che è un po' la situazione che ci sta tenendo sempre sulle spine. Beh, io vedevo passare le immagini prima e ripeto, sono immagini che, come diceva il dottor Clarizza, insomma, non è certamente bello vedere in questo momento. Sarà bello per i commercianti, ma non è sicuramente una cosa sana. Lasciatemi passare questa cosa perché il virus non è stato debellato e non lo sarà per tutto l'anno sicuramente, se non abbiamo e non raggiungiamo il 70% delle persone che verranno vaccinate o con un vaccino o con l'altro. Sapete benissimo che noi stiamo combattendo per questo famoso vaccino, come dicevo la settimana scorsa. Anzi, pare che adesso l'AstraZeneca abbia messo mano proprio a questo vaccino e nella seconda fase lo garantiscono per il 75%, quindi nella seconda vaccinazione AstraZeneca, sentivo questa mattina i notiziari, pare che AstraZeneca stia lavorando per portarlo dai 50 al 75%, ma nella seconda vaccinazione. Ritorno al discorso degli assembramenti. I dati parlano chiaro, abbiamo avuto un'attività di oltre 116.000 controlli nel weekend appena trascorso, 116.000 persone controllate e oltre 4.000 quelle contravvenzionate. Sono dati che non vedevamo da mesi, anzi da quest'estate. Il problema è proprio perché la gente ha capito che fosse un libera tutti e invece non lo è. Stanno mettendo mano al discorso di poter far transitare le persone da regione a regione, anche se gialle. Credo che non sia in questo momento la soluzione giusta, perché se no cominciamo a avere i movimenti tra regione e allora è finita, cioè voglio dire, la gente si sente non responsabile di quello che va a fare, quindi credo che siano situazioni un po' particolari, ma non aspetta a me certamente entrare nel merito politico di questo nuovo esecutivo che sarà, credo, formato a giorni. Quello che fa più specie, parlando sempre dei controlli, che nel weekend ben 52-53 persone contravvenzionate perché erano usciti pur essendo in quarantena dalla propria abitazione. Questo che fa spaventare, non è perché se fosse solo l'assembramento uno dice vabbè, l'assembramento, il dottor Clarizza parlava di aver visto persone che non avevano neanche la mascherina, ok, ma il problema diventa serio quando tra queste persone che si controllano ce ne sono 52 che sono ancora in giro e dovevano stare a casa, quindi io la mascherina e lei che doveva stare a casa va in giro, quindi c'è il rischio, voglio dire, talmente elevato. Controlli nel nostro territorio ce ne sono, è chiaro, abbiamo un'attività di polizia che insomma ci ha dato fino adesso degli ottimi risultati. Abbiamo portato la questura di Pordenone a essere una città come Pordenone, la prima nel territorio nazionale, quindi voglio dire che l'attività di polizia c'è. Purtroppo stanno nascendo, ho visto un filmato prima, stanno nascendo ancora casi di droga e casi, perché poi le persone che hanno questo maledetto la pandemia, esatto, certo, perché acuito alcuni fenomeni che sembravano essere abbastanza arginati, esatto, no? invece assistiamo a queste situazioni di persone che entrano nell'abitazione, persone che entrano e guardi anche non interessandosi se la persona è in casa o non è in casa, perché abbiamo notato che una persona lì è stata uccisa perché gli sono entrati in casa, insomma, no?
chiaro, vanno, sanno, guardano, osservano, vedono dove le persone anziane vivono da sole e quindi questo fenomeno sta riprendendo piede. Perché? Perché chiaramente la malavita ha bisogno di soldi, dico la malavita non quella organizzata, la malavita dei malviventi che vanno a fare ancora i furti presso le abitazioni, quindi di queste persone bisogna però stare attenti, perché possono arrivare ad uccidere volontariamente una persona anziana all'interno della propria abitazione. Questo speriamo penso che sia accada, una piaga, però, attenzione, perché di questi tempi... Sì, una piaga sociale non indifferente. Certo. Io ringrazio come sempre l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie. Un agricoltore ha perso la vita a Fossalon dopo essere finito tra gli ingranaggi della macchina miscelatrice che stava adoperando il servizio.